Buonasera, benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Entula a Cagliari. Siamo in questa bellissima piazzetta, Piazza Sant'Ilaria. All'organizzazione di questo evento hanno collaborato tante associazioni che operano in marina da tanti anni, quindi insomma Liberos. Ci sono l'associazione Cara Lettura e Gente di Mezzo e la Malince che gestiscono la biblioteca multiculturale qua proprio nel complesso di Sant'Eulalia, e poi c'è l'associazione Apriamo le Finestre alla Marina e il centro sportivo Ossigeno che sono partner di questa iniziativa, quindi grazie a tutti loro, grazie alla libreria Miele Amaro che ha portato i libri. E il libro che presentiamo oggi è una nuova opera di Roberta Balestrucci, La città del muro. Dialogherà con lei Pina Doi, che è a tutti gli effetti padrona di casa di questa serata, a cui lascio la parola. Grazie. Eccoci qua. Sì, è vero, sono padrona di casa, ma in realtà la padrona di casa è colei che abita qui al numero 1, che ci consente di utilizzare la corrente, l'acqua per pulire la piazza, perché noi la mattina puliamo la piazza, poi andiamo qui a fare l'avvocato, chi a fare altro, insomma, facciamo un po' di tutto. Io sono molto felice di essere qua con Roberta Balestrucci Fancellu, che oltre che essere una bravissima scrittrice, ormai è diventata una mia amica. Quindi ecco, non c'è altro di meglio che stare con gli amici e parlare di libri. Oggi noi parliamo di un libro e facciamo un viaggio. Iniziamo con questo libro, La città del muro, che ci riporta indietro a tanti anni fa, quando una nazione era divisa da un muro lungo 175 chilometri. E da una parte c'erano le persone che potevano pensare, uscire, camminare, viaggiare, fare tutto ciò che volevano, e dall'altra parte c'erano altre persone che invece volevano viaggiare, volevano pensare, dire ciò che avrebbero voluto fare della propria vita e non potevano farlo. E quindi ci ritroviamo davanti a delle persone che erano nell'atto sbagliato, erano nella Berlino Ovest e avrebbero voluto tanto viaggiare. E che cosa fanno? Decidono di fare un viaggio. Noi normalmente, Roberta, cosa facciamo se vogliamo viaggiare? Andiamo in agenzia di viaggi? Allora, di solito appunto si fa così, no? Intanto buonasera, e sicuramente anche voi stasera avete fatto un viaggio per arrivare qua. Avete deciso di mettere le scarpe, venire, sedervi, accomodarvi, chiacchierare, ascoltare. Ecco, Berlino Est negli anni 60, perché in realtà già da prima degli anni 60, alla fine della seconda guerra mondiale, Berlino viene divisa in 4 angoli. E già lì inizia a esserci un po' di confusione, perché se tu lavori per gli alleati allora sei già da tenere d'occhio, perché potresti arrivare ad avere il marco tedesco, ma non il marco tedesco della DDR che aveva la D, oppure comunque aveva un contrassegno che ti diceva da quale parte arrivava il denaro. Finché poi un giorno, il 13 agosto del 1961, come nelle favole, in teoria, se pensiamo a Jack il fagiolo magico, Jack lancia un fagiolo per terra, la mamma lancia il fagiolo fuori dalla finestra, e l'indomani mattina si trova una grande pianta di fagioli che lo porta oltre le nuvole a cercare il gigante, dove c'è poi la gallina dalle uova d'oro, eccetera. Peccato però che i berlinesi, la mattina in cui il 13 agosto del 1961 non trovano la grande pianta di fagioli, ma trovano un muro alto più di 4,5 metri e appunto, come dicevi tu, lunghissimo, perché la Germania viene divisa in 2 parti. Allora lì il problema è: come faccio io ad arrivare da Pina magari a parlare di un libro? Come faccio ad andare a comprare il pane da quella parte della città, semplicemente vedere i miei parenti, i miei nipoti? Ecco, già quello diventa impossibile, non si può più fare. Chi prova è il primissimo a dire che è sbagliato, un soldato che cerca di saltare il filo spinato. Quindi quando andrete a Berlino vedrete proprio il punto dove è stata poi una statua di ribellione, perché è una statua di questo ragazzo in divisa che salta oltre il filo spinato, ci prova. E come lui tanti altri, perché dalle finestre più vicine al muro si cerca di saltare dall'altra parte. Non si può scegliere di vestirsi in un determinato modo, perché c'è una moda da seguire, ci sono delle leggi da rispettare.
c'è un'istruzione da portare avanti nelle scuole, insomma tutto quello che in qualche modo si era cercato di lasciarsi alle spalle in realtà è tornato prepotentemente, quindi c'è un controllo sulle menti, quel grande fratello è ancora lì che ci guarda. E quindi insomma ci sono delle persone che vorrebbero partire. Noi solitamente viaggiamo, cioè andiamo sulle piattaforme, controlliamo Airbnb, Booking, facciamo ormai i biglietti a casa. Invece i due protagonisti non possono fare questo, ma hanno voglia di partire e si ingegnano e organizzano, ma nell'organizzare tutto questo devono scontrarsi poi con le persone che li circondano, soprattutto con una persona, la signora Muller, che è una crastula bestiale, cioè questa non si fa gli affari suoi. Questi entrano a casa, stanno lì a cucire questa bussa e con una scusa banale. Insomma, io l'ho veramente odiata. Siete riusciti a farmi odiare. È un personaggio un po', come dire, con il quale abbiamo cercato di raccontare il più di quegli anni a Berlino Est, perché già una condizione come questa di stasera sarebbe stata impossibile, no? Però voi immaginatevi i ragazzi che si scambiano le informazioni, adesso poi con i cellulari ancora di più, le foto, guarda come si trucca questa, quindi vedi il tutorial di make-up, eccetera, che era un po' quello che poi alla fine si faceva, perché da Berlino Ovest i ragazzi andavano sotto il muro e cercavano di lanciare dei bigliettini dall'altra parte, e poi chi li beccava si trovava qualcosa da leggere, una foto da guardare. Ovviamente era difficilissimo già raccogliere con le pallette di carta, perché la Stasi, che era la polizia del tempo, quindi una polizia di controllo, stava lì a guardare e vedere cosa stava succedendo tra le giovani menti, perché poi erano proprio ragazzi che cercavano di sfuggire a questo muro, e soprattutto gli adulti che in qualche modo però si rassegnavano, dicevano non possiamo cercare di andare oltre il muro perché qua abbiamo un lavoro, c'è la sicurezza, sì, ma non siamo liberi, siamo incatenati a questo pensiero, no? Io avevo anche la famiglia, quindi era difficile. E allora che cosa succede? Succede che si crea una sorta di gruppo di mutuo aiuto, no? Ovvero in alcune panetterie già a Berlino Est, dove le razioni di farina per produrre il pane sono molto centellinate, la gente inizia a fare delle ordinazioni strane, tipo 4 panini per mercoledì. A che ora li ritira? Alle 21. Cioè, già questa roba qua era strana. Suonava male. Perché? Perché dal 1961 al 1989 la gente cerca la libertà e si ingegna in ogni modo per lasciare Berlino Est e andare a Berlino Ovest. Che cosa accade? In questa panetteria ogni giorno a turno le persone che di solito andavano a comprare il pane vanno a scavare un tunnel, quindi sotto il forno non c'è la legna, c'è un tunnel che in realtà passa sotto il caseggiato e supera il muro per arrivare a Berlino Ovest. Qualcuno è riuscito a passare da lì, altri sono stati arrestati, perciò via terra impossibile, non ti puoi spostare. Altri hanno rubato un autobus di Icarus 56, hanno rubato delle divise e a quest'autobus nel muso davanti hanno messo il braccio di una pala meccanica e si sono scagliati contro il muro, e l'unico che insomma ha ricevuto più pallottole rispetto alle altre due famiglie è stato l'autista, però sono riusciti a passare a Berlino Ovest, quindi c'era, ma comunque troppo pericoloso. Terra, muro, l'unica cosa che rimane è il cielo. E quindi i miei protagonisti, che sono appunto dei protagonisti realmente esistiti, sono 2 famiglie, vi faccio vedere, forse non si vede, sono di Strelzig e i Wetzel, erano praticamente 4 persone per famiglia, avevano dei bambini piccoli, decidono di tentare il tutto per tutto, ovvero costruiamo una mongolfiera. Facile, no? Cioè Berlino Est non riesce a trovare il caffè e lo zucchero, figurati se troviamo il filo. Però loro si sono ingegnati tantissimo. Quando sono andati ad acquistare la stoffa, la prima o la seconda volta, non ricordo. La prima volta vanno a comprare del taffetà, esatto, e chiedono, se non mi ricordo male,
tra gli 8 e i 9 metri quadri di taffetà. La commessa dice, cosa dovete fare? Siete matti? Sì, Cosa dovete... perché sono tutti curiosi, tutti crastuli, perché poi riferiscono, non è che poi riferiscono al vicino di casa, no? No, perché c'è questa cosa qua. Allora, se qualcuno sospetta che tu hai intenzione di lasciare Berlino Est, allora iniziano a seguirti. Non so se avete mai visto Le vite degli altri, il film, no? Se avete giusto quel senso d'ansia che mette, no? Quel film, ma leggermente, è un film da guardare tranquillamente la sera prima di andare a dormire. Ecco, accadeva proprio quello, cioè si veniva controllati in tutto e per tutto, quindi anche la lista della spesa veniva controllata, il forno viene scoperto il passaggio perché si inizia, le signore anziane che andavano a fare la spesa lì, iniziano a passare le informazioni, quanto pane ha comprato quello, quanto quell'altro, tanto che una delle mogli dei protagonisti, Doris, dice no, non dobbiamo fare niente di strano, noi siamo i responsabili del club, del campeggio della nostra ditta, dobbiamo ricucire le tende per andare a dormire perché abbiamo intenzione di organizzare una gita. Ah, ma che bella idea, avete avuto, dove andate? E cosa fate? Però c'è una cosa che insomma, che ho sentito, che appunto mi aveva colpito parecchio, ovvero questa cosa qua. Nel momento in cui la Stasi ti prendeva di mira, tu non avevi più una dignità, nel senso che venivi screditato fino all'ultimo, la tessera per gli alimenti ti veniva portata via e la tua, come dire, fedina penale di quartiere, quindi la tua, come dire, la tua credibilità veniva annientata come niente perché andavi contro il volere del partito, quindi andavi contro la DDR, andavi contro il pensiero, no? Che in realtà doveva rendere felici queste persone che abitavano appunto a Berlino Est perché erano quasi stati prescelti, perché avrebbero potuto avere la sfortuna di essere murati dall'altra parte, ovvero dalla parte dove gli americani avevano preso il sopravvento. Perché? Perché nel momento in cui appunto l'Europa viene liberata, non viene liberata del tutto, perché ci sono dei missili che vengono puntati dall'America verso la Russia e viceversa, e questi missili intelligenti a un certo punto vengono portati anche a Berlino. E lì iniziano i guai e la grandissima tensione della guerra fredda, perché veramente è un attimo che scatta la scintilla e lì tu non puoi più tornare indietro. E allora questi quattro, Peter, Doris, Gunther e Petra, sono lì che appunto cercano di trovare una soluzione, ma hanno paura perché hanno dei figli piccoli, devono fare in modo di garantire loro un futuro, e questa storia, questo sentire è raccontato poi anche benissimo in Goodbye Lenin, no? Dove c'è appunto questa madre che va in coma e non sa che è caduto il muro di Berlino e il figlio fa di tutto per farla vivere ancora a Berlino Est, che non so se gli sta facendo un favore o no, però ma nonostante Doris, una delle protagoniste, lei ha vissuto la scomparsa dei genitori, nel senso che non li ha più visti perché i suoi genitori hanno cercato di fuggire, un vicino di casa ha scoperto tutto e quindi ha fatto la spia e sono stati arrestati e non se ne è mai più saputo nulla. Nonostante ciò Doris decide lo stesso di provare a scappare con la mongolfiera. Diciamo che Doris in questo caso, perché alla fine è vero, la città del muro racconta quella evasione specifica, però ne racconta tante altre. Infatti la storia si apre con una bambina che con suo padre guarda il muro e la bambina dice ma cosa c'è lì dietro? E il padre dice lì c'è Berlino, c'è la vera Berlino. E come ci arriviamo? E subito no? Arriva il passante che arriva lì per caso, no, questa è la parte migliore della città, tutto è calibrato ed è a misura d'uomo, di bambino, è qui che si riceve la vera educazione. E questa bambina dice, ma mio babbo mi dice un'altra cosa, però una bambina di 2 anni, non è di 3 anni, non è che può
Il padre ha dovuto subito cambiare, andiamo a casa. Esatto, cambiare discorso. E quindi che cosa succede? Succede che i miei personaggi, cioè i personaggi di questa storia, raccontano poi tutta la vita che c'era da quella parte lì, anche perché poi loro si ispirano a una canzone che viene scritta nell'82, quindi c'è un passo, no? C'è un salto spazio-temporale, perché mi serviva in quanto che cosa succede nell'82? I Rolling Stones iniziano a fare un tour in Europa e alla fine di ogni concerto, all'ultimo bis, loro liberano migliaia di palloncini in cielo per festeggiare la libertà di pensiero, di parola, insomma, di cultura anche, no? Perché a Berlino Est quella musica lì non poteva entrare, però un muro può arrivare fino a un certo punto, la musica passa comunque. E come passa la musica, passano anche i palloncini che vengono liberati dopo il concerto. A quel concerto lì partecipa il chitarrista dei Nena, che era appunto un gruppo tedesco, un gruppo della Berlino Ovest, che è la canzone che avete sentito prima, alla quale sono molto molto affezionata. Poi quando ho scoperto, capito quello che diceva, ho pensato, vabbè, dovremmo imparare veramente forse più lingue, andare a cercarci le traduzioni, perché anche lì ci sono storie, no? E il chitarrista dei Nena prende ispirazione da quell'evento e pensa, ma se 79 palloncini fanno così paura, no? Cosa succederebbe se arrivasse anche Capitan Kirk, se arrivassero gli alieni, eccetera? Perché nel momento in cui i palloncini arrivano in cielo, dall'altra parte del muro parte la flotta aeronautica convinta di subire un attacco dagli americani, quindi vanno a sparare i palloncini. Quando si rendono conto che non sono i nemici, ma che insomma, stanno facendo una figura a livello mondiale pessima, tornano indietro e dico, vabbè, facciamo finta di niente. E i Nena scrivono questa canzone che appunto diventa poi un inno. Loro non l'hanno fatto come canzone contro la guerra, ma i giovani europei in quel periodo la usano proprio per denunciare, no? Questa violenza, se vogliamo, certo, di questo muro. E che cosa accade poi a fine tra fine settembre e primi di ottobre del 1989? Due ragazzi si organizzano, trovano delle mute da sub, due tavole da surf e scappano di notte e riescono ad arrivare fino alla costa, no? Perché volevano andare in Norvegia per chiedere asilo. Berlino Ovest era impossibile. Dopo le famiglie che racconto io, poi nessun altro è più riuscito. Quindi questi due si mettono in acqua, freddo, iniziano a nuotare, a uno dei due si rompe la muta e torna indietro. L'altro viene pescato da un peschereccio, ci dice no, attenzione, c'è il mio amico che è rimasto dietro, dobbiamo tornare a prenderlo. Questo non ho capito mai come, comunque riesce a sistemarsi la muta, si rimette in acqua, viene ripescato e 2 giorni dopo abbattono il muro di Berlino. Quindi, immaginatevi il giornalista subito. Beh, cosa pensa, come si sente adesso che sa che il muro è caduto? Contento? Contento. Se l'avessi saputo non mi sarebbe mica messo in mare. Così, avrei aspettato, se è rimasto a casa, adesso mi tocca anche tornare indietro. Perché posso. Perché posso. Quindi, insomma, c'era questa storia che poi rende tutto molto più leggero, però raccontare una storia del genere nel momento in cui io l'ho scritta, in teoria sarebbe dovuta essere pubblicata per una commemorazione, no? E infatti volevo sapere quando tu hai scoperto questa storia di queste due famiglie e perché hai deciso di scriverla? L'hai scritta perché vuoi che venga divulgata e i ragazzi conoscano, perché le insegnanti parlino ancora di questo, perché in effetti quei muri non sono ancora abbattuti, cioè, anzi forse mi stanno venendo fuori altri. Infatti stavo anticipando su questa cosa qua. Allora, quando io ho scoperto questa storia, era il 2019 ed era appena finita la mostra del libro la Fiera del Libro di Bologna.
Quindi propongo al mio editor questa storia, mi dice no, bellissima, facciamola subito. Quindi mi chiudo in casa un fine settimana, inizio a scrivere e a stalkerare chiunque per farla leggere, dice va bene, va bene, va bene, perché comunque avevo pochissimo tempo per consegnarla. E la consegno, dopo un po' mi dicono no, guarda, purtroppo come succede, non riusciamo più a farla. Dico vabbè, io di nuovo con questo groppo qua, dicevo no, però non è giusto, l'ho scritta, perché non è... Un muro qua mi è rimasto, era invalicabile. Infatti poi quando hanno visto che l'ho pubblicata, secondo me i miei amici che sono anche presenti in pubblico hanno festeggiato e finalmente ha finito di rompere. No, però che cosa è successo? Che appunto doveva essere pubblicata per la commemorazione della caduta del muro di Berlino. Poi però mentre la scrivevo dicevo cavolo, ma ci sono ancora 16 muri in attivo, sicuramente qualcuno in più, ed era proprio l'anno in cui Trump aveva deciso di bloccare i messicani, quindi avevano quelle scene orribili dei bambini nelle gabbie, separati dai genitori, quelle robe così, dicevo, io sto parlando di una roba degli anni 80, 60-80, in realtà è così. Mi danno l'ok, insomma, con Sinnos, con Luogo Comune, lavoriamo al progetto, finalmente andiamo in stampa e la Russia dichiara guerra all'Ucraina. E dici, cavolo, stiamo tornando indietro, non stiamo andando avanti. Perché? Perché noi abbiamo come concezione il muro di mattoni, ma da allora a oggi, a parte la Russia e l'Ucraina, quanti muri abbiamo qua? Sì, Ne sono tanti, perché noi diciamo, ma quel muro che c'è in America, no? Che poi va a finire nel mare, che divide gli Stati Uniti dal Messico e finisce in mare, quindi c'è questa immagine assurda, poi il nulla è la libertà, e i bambini mi dicono, ma possono girare? No, non possono girare con le magari. Ma allora perché? Tu lavori molto con i ragazzi, mi interessa proprio sapere. Allora, diciamo che l'approccio a questa storia è: ma non potevano nascondersi nel cofano della macchina, dentro la ruota di scorta, non potevano fare... Cioè, cercano sempre la soluzione, che poi è quello che cerchiamo di fare anche noi, perché così aggiriamo il problema, non ne parliamo, però abbiamo la soluzione. Quindi già quello non ci fa mettere in gioco, siamo a posto così, si può fare, come diceva anche Frankenstein Junior, quindi perché se si può fare si fa. Però in realtà alla fine io sono contenta che questo libro sia stato pubblicato adesso, perché credo che sia il momento giusto di ricordare, no? Che appunto i muri possono essere di mattoni, ma è un po' come diceva Kensaro Wiwa sulle prigioni. La prigione non è fatta di sbarre, di muffa, di umido. Se tu hai la prigione in testa, non vai da nessuna parte. Se tu quel muro te lo porti dentro e continui a costruirlo giorno dopo giorno, è un problema. Allora, ago filo, inizio a cucire, facciamo una bella mongolfiera, facciamo veramente girare l'idea che è ora, no? Che ognuno possa finalmente curare il suo sogno, portarlo dall'altra parte del mondo e viverselo come si deve, perché non siamo più negli anni 80, siamo nel 2022 e siamo ancora al punto di partenza. È ora di fare lo start. Ma tu pensi che questo start sia necessario soprattutto negli eventi di noi adulti, o è necessario anche con i bambini, nel senso che già i bambini, secondo te, che ci lavori, ripeto, hanno già dei muri preconcetti? No, guarda, io mi sono sentita malissimo un pomeriggio quando con mio nipote non ho detto dobbiamo andare nel negozio, come si dice, dobbiamo andare da Conad, dobbiamo andare da Botte la Festa, la Paese di Patto. Io erroneamente ho detto devo andare dai cinesi. Allora, mio nipote, che non ha nessun tipo cioè lui è il figlio di immigrati che sta con bambini di tutte le parti del mondo, li chiama giustamente per nome, li ho sbagliato io. E infatti poi siamo arrivati a pagare e fa, ma Mucci? Ma loro sono i cinesi? Per dire, ma cosa c'è? Sono persone. Lui si immaginava secondo me un alieno. No? Dicevo, sì Leo, tu sei olandese, e loro... E però lui continuava perché non capiva la differenza. Fa, ma cioè, cosa mi stai dicendo, no?
perché poi vedeva fuori che c'era un altro nome, un'altra scritta, quindi io mi sono resa conto di quanto Noi dobbiamo... noi, ma non per male, però ormai questa roba qua ci è entrata talmente dentro che è difficile, uno, da spiegare e due da capire anche, no? Perché poi dici no, non ci sono confini, non ci sono muri e siamo ancora all'appellativo, come sarebbe facile dire come ti chiami? E dici devo andare da Zao, devo andare da Luca, devo andare da Erika. Anche questi sono piccoli. Non sono piccoli, sono grandi muri e se non iniziamo ad abbattere quelli, cioè è difficile poi, no? Dire siamo tutti uguali, perché dobbiamo mostrarglielo nei fatti. Quindi i bambini i preconcetti non li hanno. Siamo noi che li roviniamo cammin facendo. Perché questo libro è per gli adulti. È per tutti. Soprattutto. È per tutti, è per tutti. Secondo me è difficile quando scrivo, perché mi dicono no, devi usare un linguaggio un po' più basso. Un linguaggio basso. Cioè, però poi ti rendi conto che se tu hai un adulto che ci lavora, che decide di prendersi cura dei suoi bambini, di voler fare un percorso anche con loro, allora i libri non hanno età. Allora lì veramente c'è uno spazio e un tempo che non esistono più, perché addirittura nelle guide bibliografiche c'è scritto età di lettura consigliata dai, con l'adulto, e allora vedi che scende anche dai 5 anni e dici però allora se si può fare, però lì è sempre qualcuno che deve prendere in mano la situazione o comunque il libro, farsi una ricerca, trovare l'escamotage, perché alla fine sono la grande storia che ci appartiene, sono tante piccole microstorie che poi viviamo quotidianamente anche noi. Ma infatti il tuo libro, io devo essere onesta, non conoscevo questa storia, quindi ho preso il tuo libro, sono andata a documentarmi. Devo dirti anche che appena ho iniziato a leggere il tuo libro, le prime pagine le ho lette, insomma, così, le ho lette guardando le immagini che ha sapientemente disegnato Luogo Comune, ma lui si chiama Ghisoni. Jacopo Ghisoni, sì. Ghisoni. Ormai l'ho rovinato. Ormai l'hai rovinato. Devo dire il suo nome. Quindi sfogliavo pagina dopo pagina e il battito aumentava. Sin quando arrivo a un certo punto dove è diventata tachicardia e ho chiuso il libro, ho detto ma si scema, è un libro. E vabbè che io piango anche per le pubblicità, però è davvero, poi alla fine questo ti porta, se hai un po' di sensibilità, se leggi con criterio, pensando a quello che stai leggendo, alla storia, al nostro passato, a quello che sta accadendo tutti i giorni, davvero poi mi hai dato uno scossone, come spesso sai fare tu. E devo dirti che anche il Luogo Comune ha il merito di aver trasmesso con le sue immagini, con i suoi disegni, l'ansia, l'apprensione. Ma tu ti aspettavi questo? A me è capitato, quindi sono sicura che capiterà a tanti altri. Cioè, tu quando hai scritto pensavi di voler dare questa sensazione, di trasmettere proprio questa paura? Perché io a un certo punto ho detto, oh mio Dio, ma qui mi prendono, mi acciuffano, mi fucilano, mi mettono in carcere. Cioè, ho provato tutte queste sensazioni mentre leggevo. Ma guarda, è una cosa che mi hanno detto anche altre persone e io sinceramente mi stupisco di questa, perché io non pensavo di riuscire a fare una cosa del genere, ma mentre lo scrivevo io mi sentivo in quella stanza. Quindi non so, magari il fatto di pensare di cucire quella mongolfiera che ha reso poi bene l'idea, sì. Non so, perché comunque il rischio era quello di fare, cioè di lasciarmi andare e descrivere magari qualcosa di finto, no? Perché tu dici che la situazione è quella, è chiaro che c'è tensione, però la tensione devi trovare il modo chiave per raccontarla e non è facile, no? Allora
succede una cosa strana, perché adesso TSO sicuro, no, però la cosa che mi succede quando racconto le storie è che io sono in quella stanza lì con quelle persone, è come se le vedessi da fuori e raccontassi, cioè, e cercassi di prendere appunti su quello che loro fanno, che loro sentono, e quindi ti dico come mi sentirei io in quella situazione lì, quindi non sono più Peter, Gunther, Petra e Doris, lì è Roberta che sta cucendo e ti dice guarda che ti devi dare una mossa perché se no può succedere questo, e soprattutto nel momento in cui loro costruiscono, commettono i furti, fanno... Quando vanno a cercare il barometro, ecco, e lì quel barometro lì, allora, io quella roba del barometro mi è venuta in mente una cosa, quando mio padre andava in giro per l'Europa e portava questi oggetti strani, no? E noi avevamo un barometro che aveva la forma di un orologio appeso proprio all'ingresso, quindi mi specchiavo la mattina per andare a scuola e vedevo questa puntina, quindi tanto saliva, si abbassava, ma come si abbassava? Non saliva, in realtà era sempre basso. E quindi lo guardavo e dicevo, ma che cosa serve? Allora mi aveva spiegato, no, questa è la temperatura, questa è la pressione, questo è tutto. Ma che cosa stiamo a fare di questa roba qua? Cioè, vabbè, guardi i gradi, però... conviene conservarlo. E quello ce l'ho con, anche con il pezzo del muro, perché avevo 6 anni, babbo era riuscito ad avere un permesso per andare a Berlino e la sera in cui hanno abbattuto il muro era con un gruppo lì che facevano bisboccia, però stava succedendo qualcosa nel frattempo nel mondo. Quindi era proprio lì. Sì. Bene. Quindi insomma, tuo padre che ruolo ha avuto? Mio babbo? Sì. Allora, mio babbo era il raccontatore, cioè lui veniva anche adesso, io vi invito a cena con lui, tranquilli che tornate a casa ubriachi, non perché bevete, ma perché vi racconta giusto 2 cose, ma d'altronde da qualcuno avrò compreso, stavo pensando a quello, vero, non è stata. Non a caso, però voi immaginate, dico, babbo ci sta andando a prendere l'ospite, le persone arrivano, ah ma quindi tu sei Berto, ah ma quindi tu vi davi, ah ma quindi però dai, cioè, però è così, insomma. Quindi è preso da lui. Sì. Allora, stavamo dicendo, solo costruire la mongolfiera, ma devono dotarsi di tutte le cose che poi serviranno per far volare la mongolfiera. Quindi loro una notte vanno a recuperare questo barometro. Muore un cane cabaia. Poi comunque insomma, non vi io sto cercando di non raccontare niente della storia, ma la stiamo prendendo un po' alla larga. Ma c'è un certo punto dove Petra decide che insomma non vuole più partire, perché pensa ai suoi figli e decide forse di tirarsi indietro. Mentre Doris, come dicevo prima, nonostante lei abbia perso i suoi genitori perché vengono arrestati durante un tentativo di fuga, lei no. Ti sei chiesta, cioè io me lo sono chiesta, Doris ha sofferto tantissimo, non ha più visto i suoi genitori, nonostante ciò decide comunque di avventurarsi, sapendo che il rischio sarebbe stato quello di morire, di venire arrestata, di non vedere più la sua famiglia, mentre Petra fa un passo indietro. Nel mezzo c'è questa paura, ma secondo te che cosa scatena quel sentimento che ti fa andare oltre, che ti fa venire quel coraggio a costo della tua vita pur di conquistare la libertà? Invece Petra per un attimo, anche se poi insomma partiranno, ma per un attimo allora, questa diciamo che è una risposta un po' difficile, nel senso che io non sono genitore ma sono figlia e i miei genitori hanno sempre fatto di tutto affinché io potessi avere una buona infanzia, una buona adolescenza, potessi portare avanti i miei sogni, quindi li potessi realizzare. Non a caso faccio il lavoro che tanto mi piace.
e i miei sogni li sto realizzando e loro sono al mio fianco e nonostante le difficoltà sono sempre lì, no? È una cosa un po' anche che credo i figli vogliano per i genitori, cioè nel momento in cui c'è un sogno, vedere tutti i figli stare bene, allora sono due strade che arrivano e si incontrano allo stesso punto e proseguono. Ed è un po' quello che Doris fa, nel senso che lei fa il viaggio per realizzare quel sogno, quel desiderio, quindi anche quel desiderio dei genitori. Di contro, Petra è genitore e deve proteggere i suoi figli e se li beccano è questione di millimetri passare il muro, no? Non c'è una scienza esatta che ti dice dove tu atterrerai con una mongolfiera di notte, perché devi scappare di notte, non puoi scappare di giorno. E lì viene fuori la preoccupazione, facciamo l'ennesimo sacrificio, si vive bene anche qua. Ed è una protezione, no? che viene fuori. Entrambi i sentimenti giusti. Entrambi i sentimenti giusti, non c'è una parte giusta, una parte sbagliata dove stare. Lì è proprio il volere il bene dei propri figli, delle scelte che poi si fanno. Quindi io le ho ammirate tutte e due come protagoniste. Sì, anche a me sono piaciute tutte e due, però mentre leggevo, ho visto che Petra ha fatto un passo indietro, ci sono rimasta un po' male. Però poi dai, qualcosa succede, poi qualcosa succede e dici, ah però hai capito ragazza. E invece io voglio tornare alla signora Muller. La signora Muller a un certo punto mette davvero in serie difficoltà i loro preparativi. Ma tu sei andata a indagare, perché la signora Muller è davvero esistita? Sei andata a indagare o come ti sei studiata questo personaggio? Allora, lì diciamo che mi hanno aiutato un po' anche le letture, no? Le letture leggere che ogni tanto faccio. Tra l'altro adesso mi sfugge il titolo, ma so che Francesca me lo aiuterà, perché è un libro di cui si è parlato tantissimo quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina del premio Nobel, il tempo di seconda mano? Di seconda mano. Svetlana Alexievich. Visto, ti ho detto, Ce l'ho sul comodino. Sto leggendo. Io ce l'ho nel telefono perché ogni tanto me lo riascolto. E poi, insomma, e lì avevo letto la storia di una donna che aveva preso in affido la figlia di un'altra sua coetanea vicina di casa che era stata prelevata dalla Stasi, portata in carcere, e questa bambina era cresciuta con la convinzione di non avere un'altra madre, ma che la donna che l'aveva presa in carico fosse la sua vera madre. Quindi quando quest'altra viene liberata, va alla vicina e dice, beh, come sta mia figlia, cosa fa? E gli diceva, non c'è, è uscita, insomma cercava sempre di tenerle lontane, di sviare. Poi aveva scoperto che quest'altra aveva fatto credere alla ragazza di essere lei sua madre. Perciò voi immaginatevi questa donna che aveva passato le pene dell'inferno perché aveva cercato di scappare da una parte all'altra e alla fine si era suicidata perché non aveva retto l'ennesimo colpo, no? Perché il gioco della Stasi in quel periodo era annientarti psicologicamente, ma soprattutto annientarti a livello sociale. Quindi tu non eri più nessuno. E questa cosa qua, insomma, in quel libro è raccontata molto bene, e non solo questo, però quella roba lì mi aveva colpito parecchio, perché riuscire a cancellare completamente una persona dalla tua vita, non farti sapere nemmeno che esiste, cioè, io chi sono poi a un certo punto, no? Allora ti vengono in mente anche più desaparecidos, un po' il meccanismo era quello, ma semplicemente perché volevi andare da una parte dove magari potevi andare a fare la spesa e comprare un panetto di burro senza andare con la valigia piena di carta, perché alla fine era quello, o andare al mercato nero, o
veramente vivere di stenti e patimenti perché dovevi rispettare delle regole pazzesche che se non le rispettavi allora venivi perseguitato. Cioè, era una cosa veramente... E tu pensi che i protagonisti del libro in qualche maniera scappassero per la libertà, per non essere anche loro annientati, per non abituarsi al pensiero unico che in quel momento vigeva lì? Ma perché questo libro secondo te è necessario e è importante in questo momento che venga conosciuto, che venga letto? È necessario secondo me perché ci sono persone che sono al confine con l'Ungheria che devono nascondersi nei boschi e c'è chi li aiuta come Nawal che viene denunciata perché lei chiede una mano, chiede cotton fioc, chiede polvere antiscabbia, chiede ricarichi di cellulari, chiede che si prendano delle stanze perché la gente dorme nei boschi sotto la neve e muore, c'è chi deve partorire. E perché? Perché scappano da una guerra, perché scappano... Perché aiuta loro. E perché aiuta loro. Cioè, io quando leggo i suoi post dico, non ci credo, non ci credo. Vabbè, Nawel adesso mi viene, insomma, è anche sotto attacco spesso. Sì, però voglio dire... le associazioni, perché lei comunque non ha, è una donna libera, quindi insomma non si è mai associata, è sempre andata lì sul campo ad aiutare. Esatto, c'è andare sul campo ad aiutare. Io mi ricordo una mia piccolissima esperienza quando ho riportato i ragazzi da uno scambio culturale in Moldavia, li ho riportati in Italia, hanno voluto prendere l'autobus perché volevano provare questa esperienza e siamo arrivati in Ungheria e noi ci hanno chiesto 15 euro, cioè altrimenti non passava nessuno, eravamo 60 persone sull'autobus, 60 per 15, insomma, inizia a essere una cifra, ferma un pullman, fermane un altro ancora, quella è libertà? No. Allora dico sì, dobbiamo leggerci forse più libri come questo, dobbiamo raccontare più storie come queste, ma non soltanto per il gusto di raccontare, ma per la necessità di cambiare, che è fondamentale secondo me. Perché, guarda, quando io ho scritto la storia su Kensaro Wiwa, durante una presentazione mi hanno detto, ma questi ne ricordateli a casa. E tu dici, vabbè, allora, però noi siamo andati in giro, ci siamo presi il petrolio, abbiamo distrutto tutto, c'è anche, se abbiamo tutti Netflix, c'è un bellissimo documentario che si chiama Il Parco di Virunga, dove Virunga è nel Parco Nazionale di Virunga, dove ci sono gli ultimi esemplari di gorilla giganti. I guardiacaccia si sono asserragliati là perché è arrivato l'esercito e hanno detto a tutti quanti avete 12 ore di tempo, a 12 ore, un minuto noi spariamo su tutti. Chi c'è? Non stiamo a guardare in faccia a nessuno. Perché? Perché la Soho International deve entrare lì dentro e iniziare a trivellare perché avete il petrolio. Quindi insomma non avevano scelta, ma il problema è proprio conoscere e sapere, e quindi il tuo libro in qualche maniera ci aiuta a conoscere storie per non dimenticare, per fare in modo che tante altre persone non debbano costruire palloni o fare tunnel per scappare per la libertà. Che ore abbiamo fatto? Dobbiamo chiudere? Vediamo se ci sono. Vediamo se sì, qualche curiosità. Se c'è qualche curiosità e poi insomma... Se non è una... Allora, Francesca, Roberta, hai scritto la storia di Kensaro Wiwa, la storia di Margherita, la storia di Annie con un cognome polacco impronunciabile. Cohen Kopczowski. E di Londonderry. Londonderry. Adesso una storia vera. Perché sono storie vere? Che non è mai fiction? Perché è più difficile, no? Perché storie? Perché non lo so, mi sembra bello condividere quello che è stato, credo che le trovo più interessanti forse. Anche da lettrice. Anche da lettrice, sì. Anche, sono un po'... Mi piace, mi piace anche leggere storie di fiction, però forse non sono ancora in grado di scriverne una io, quindi probabilmente è quello che...
sono molto umile, non è che mi sono molto realista più che altro, però è che quando inciampo dico, però vedi questa che potrebbe essere interessante, vediamo se qualcuno l'ha già raccontato. Sono per la memoria, un po' questo difetto, forse. Infatti qui la gastrite parte, è un problema, però quello sì, per la memoria sicuramente. C'è qualche altra curiosità, domanda? No, hanno tutti paura. Io approfitto per dire di Roberta che tu hai nominato Annie Londonderry, come si pronuncia? Annie Cohen Kopczowski. Anche Annie è un altro personaggio che va letto. Roberta sa quanto a me piace Annie, perché comunque è una donna che della libertà ne ha fatto un principio a tal punto di lasciare marito, figli e decidere di fare il giro del mondo con la bicicletta, la donna, la Chiara Pragi. No, ma chissà perché le è piaciuto così tanto. Il marito fa finta di Il marito fa finta di niente. Sì, lasciano usato la bici. No, che me l'ha nascosta. No, Non è che ce l'hanno l'hanno proprio rubata. E poi il penultimo, se non ricordo male, è il libro sugli autobus. Sì. E questo è un'altra meraviglia che hai scritto. Ne parliamo 2 secondi. Cioè, ogni autobus c'è una storia speciale. Sì, il grande libro degli autobus. Noi siamo abituati a parlare dell'autobus di Margherita, di Rosa Parks, scusate, sono un attimo confuso, dell'autobus di Rosa Parks, però in realtà cioè, ci sono tanti autobus che hanno fatto la storia, perché ci sono gli autobus dei movimenti per i diritti civili, c'è l'autobus del Magic Mystery Tour dei Beatles, c'è l'autobus che portava a scuola, c'è il primo autobus, l'omnibus, che riprendeva, proprio racconta il passaggio dalla carrozza all'autobus. Scusate, mi siete mai chiesti perché si dice tutti in carrozza? Perché c'era stato proprio il passaggio dai cavalli al motore a scoppio, quindi comunque per abituare a questa innovazione, a questa novità, si ripeteva la stessa frase che si era sempre sentita dire, quindi signori, tutti in carrozza. E poi ce n'era uno bellissimo che era il Cirrus 9000, di cui ne costruirono solo 9 esemplari, ed era un autobus secondo me alla Jules Verne, cioè questa roba qua, io quando vidi le foto dissi no vabbè, ero piccola, però quando l'ho rivista adesso, perché appunto mio babbo viaggiava tantissimo in Europa, no? Voi andate in viaggio e fate i selfie, ci facciamo i selfie adesso, ah dai c'è il monumento, facciamo la foto, qua e là. Mio babbo, quando andava in gita, andava nei piazzali dei parcheggi e fotografava i pullman e in un gran lo cercava di farsi spiegare tutte le caratteristiche del mezzo. Poi tornava a casa e ci diceva, ecco, questa piazza qua è vicino alla Torre Eiffel, qua però si parcheggiavano i pullman e c'era questo, e tu dici, bello, ma la Torre Eiffel dov'è? Cioè, rimanevi un attimino così. Ti è rimasta questa cosa, quindi, dei bus? E c'era quest'autobus bellissimo che era fatto tutto di vetro, e praticamente era un autobus di fine anni 50, primi anni 60, 6 esemplari esistenti e basta, e praticamente portava tutte le persone insieme in 9 lingue e raccontavano contemporaneamente Parigi. E questo secondo me era stata una bellissima trovata per ricucire un po', no? quello strato sociale che era stato spezzato con le varie leggi razziali e i vari muri, no? delle lingue. E quindi metteva insieme tante persone. Da poco mio nipote Leonardo è andato in gita con la scuola, mia sorella ci ha mandato una foto di lui con l'amichetto seduto nel pullman, con questi sedili pazzeschi, bellissimi, cioè, queste sono poltrone da teatro, non sono sedili di pullman. Mio babbo risponde, mia mamma ha detto, che carino, lo metto, il fagiolino. Mio babbo, bello quel pullman, mi fai avere la foto del modello così poi me lo cerco e lo vado a vedere. Era molto contento, quindi proprio così. Sì, Era contento perché
potuto vedere un autobus che Esatto, che ancora gli mancava, ma lui ci portava i modellini, noi abbiamo delle vitrinette, solitamente ci sono i calici di cristallo, noi abbiamo i modellini degli autobus. Però tu hai potuto scrivere questo libro. Sì, Quindi infatti è merito anche di dedicato, tuo è padre. dedicato a loro. Beh, se pensi che loro sono conosciuti su un autobus, Non dimmi che sei stata concepita su un autobus. questo non lo voglio sapere, però non mi stupirebbe conoscendoli. Beh, il babbo correva anche, faceva rally, e una domenica d'agosto decidono di portare mia sorella da mia nonna, dice noi andiamo a fare la gara. È peccato che mia mamma era incinta di me, per poco mi partorisce durante la gincana, però ecco perché poi non viene fuori così. Dai. Perché lei sta arrivando da Trieste, ieri presentava il libro Su Margherita, per quello mi è venuta quindi insomma sta sempre correndo. Poi adesso dove vai? Vai subito a Macomero o ti trattieni qua? Rimani. Faccio un pit stop un attimo domani mattina di treno alle 7 e poi un laboratorio con i bambini di 3 anni, ma quello è un'altra vita. E insomma, i libri di Roberta Barestucci vanno letti e tenuti gelosamente in libreria, nella vostra libreria. Io solitamente compro i libri di Roberta, li leggo, poi li regalo, poi me li vado a ricomprare. Poi mi chiede i danni. Perché dovevo presentare Assunta Vino, Margherita, sì, e io avevo regalato Margherita, non c'era Margherita che stava città. No, perché era andato in ristampa, quindi... E quindi insomma, poi sono riuscita a tutti i giri, ecco, quindi compratene sempre due, uno lo regalato e uno dentro. Sì, sono uno come sottopentola. Esatto, no, come sottopentola. Comunque insomma, qui ci sono i libri. Esatto, no, ma anche perché insomma, sostenere le librerie è già battere un muro bello, bello grosso, Quindi comprate in libreria e non su Amazon. Noi vi ringraziamo di essere stati qui, grazie per la favolosa serata e grazie a Roberta Barestucci e Empula Francesca Casula per l'organizzazione e a tutte le altre associazioni. Io le farei un applauso perché veramente... Grazie. Se volete usare ancora Roberta per l'autografo è qua, perché le ho portato anche una penna, quindi non la faccio scappare. Benissimo, grazie a tutti, davvero. Grazie.